Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora Fio, siamo sul Racing 2020 e la tappa di oggi è una tappa molto curiosa del Giro del Mondo. No, a parte gli scherzi. Algeri, Tunisi, quindi tappa di 54 minuti, 400 miglia. Siamo con la 320 della Tunisair e niente Fio, dai, ci stiamo sparando questo Nord Africa alla grande. Vabbè, andiamo adesso con il drone, cerchiamo di capire qualche bel punto di Algeri e niente Fio, andiamo. Direttamente dalla pista perché c'è il bug che ho riscontrato adesso, che è un bug comune, quello che si spengono i motori all'inizio, tutto quanto. Allora lo faccio partire già impostato e così teoricamente mi hanno consigliato, cioè ho letto anche che è consigliato lasciare la più accesa e andiamo così raga, mi dispiace ma qua fanno gli aggiornamenti, migliorano una cosa e ne distruggono tre e andiamo. E speriamo che il motore non si come si dice, non bughi, perché sinceramente sarei anche stufo di vedere il motore accendersi e poi spegnersi da solo. Grazie. Ok, e mo vediamo. Ma stai buono. Ok. Algiers Center TUN 1123 is at 1,000 feet, climbing 7,000 feet. TUN 1123 Algiers Center, continue as planned. Il sole che rompe i maroni. Ok. Siamo su climb. Scusa? Che minchia è successo? Tanto siamo partiti. Oddio mio. Qua ho schiacciato qualcosa io a sto punto.
Turn 112 tree. Verifies clocking tree 1 tree. Turn 112 tree climb and maintain flight level 200. Allora, scusate. Maintain flight level 200 tongue 112 tree. Ci siamo o no? Boh. Spero di sì. Ok. Mamma mia, oh. Che domaroni. Lasciamo l'aeroporto di Algeri e ci incamminiamo verso Tunisi, ma un parto per far andare il motore. Però basta bug, Microsoft, ti voglio bene, però basta, perché mi sarei rotto anche i maroni. Hanno migliorato il frame, per esempio, in America, adesso va un po' meglio, però non puoi dare tutti questi bug per un miglioramento, sinceramente, dai. Il 747 è ancora inutilizzabile, anche il 787, cioè ci hanno rotto un po' il cazzo. Il motore per il momento va, in caso ci eviteremo i rullaggi. È un po' frustrante, però finché non sistemano devono trovare il piano B, raga, cioè tanti bug. Troppi forse, troppi, per carità, anche su Flight Simulator X era così. Infatti hanno uscito Service Pack 1 e Service Pack 2, però a tutto c'è un limite. Per il momento il motore resiste. Comunque, Fio, a me dispiace perché giustamente vogliamo del meteo diverso, però il meteo in diretta è sempre così, o veramente il meteo vaneggia. Ah, non lo so, però si vede che l'estate sta portando solo sole, è bello. Tanto il giro è lunghissimo, Fio, è tempo di vedere pioggia e neve ce ne sarà, però per il momento è così, ragazzi, ma io voglio tenere il meteo reale, se no ha poco senso a mio parere mettere il meteo scelto da me, non c'è gusto, ecco. Siamo in quota crociera, raga. Oh, inizia qualche nuvolotto finalmente. Inizia qualche nuvolotto. In cabina. Ok. Perfetto. 390. Vediamo un attimo la mappa. Madonna, che cazzo di volo è? Cioè così, dopo virata, dopo bellissimo, un avvicinamento curioso quello a Tunisi. Va bene. Almeno vediamo un po' di nuvole. Ragazzi, ho avuto un sacco di problemi. Ho registrato quest'ultima parte, la sto registrando giorni dopo la prima parte, diciamo, perché comunque l'ultimo aggiornamento ha creato dei bug incredibili anche alla 320. Quindi attenzione, attenzione, qua c'è un vento curioso. Speriamo di non avere problemi con... C'è vento, ci sono vaneggi anche. Intanto vediamoci un po' l'esternazzo.
Stiamo rischiando lo stallo, ma va bene. Però veramente si spegne il motore 1 e si bugga l'autopilota e vaffanculo. Mamma mia, teoricamente con la patch del 29 dovrebbero sistemare tutto. Speriamo, speriamo. Adesso noi qua abbiamo l'avvicinamento e l'atterraggio. Come non siamo un po' lenti, vediamo di riuscire a farcela così. Speriamo, perché mi sarei rotto anche i marons. I marron glacé. Cazzo, ma non va neanche questo? Boh, speriamo. Siamo un po' in difficoltà. A sto punto preghiamo veramente per il 29, perché anche per quello non ho portato, diciamo... Sì, ho capito, vecchio, ho capito. Climb and maintain 3,100 feet. Turn 1123. Siamo un po' lentini, facciamo così. Per non rischiare. Ecco. Perché sennò veramente non gaffemo. Ti prego, non mi morire. Cazzo, ma che vento c'è? Vento curioso. D'altronde quando ho cominciato il viaggio non erano queste le condizioni climatiche, ovviamente. Abbiamo alzato un pochino perché sennò veramente era impossibile. Capisco perché cioè, sistemano delle cose hai altri 300 bug, capisco tutto, però che cazzo, fai almeno la 320, 787, 747 accettabili, poi il resto vabbè. Cioè, si concentrano, ok che la grafica è meravigliosa e tutto, però, ragazzi, sì, carità, vedi la grafica e capisci che è qualcosa di memorabile. Però non possiamo neanche per la grafica sacrificare tutto il resto. Stiamo facendo il classico con la parabolica di mondo, ci stiamo sparando. Praticamente. Qua ci sta la foto sexy. Vogliamo la foto sexy qua. Vai di screen. Bellissimo. Mappa. E telecamera. Ok, ci siamo stabilizzati adesso. Dai, fammi atterrare, ti prego, perché è il volo più lungo della storia dell'aviazione. 10 giorni per fare un... No, 10 no, però 5 sì. Allora, adesso noi stiamo virando ancora. The Classics. La virata classica. Ma c'è il... Ragazzi, ma qua, per carità, qua a Venezia c'è vento, ma non pensavo anche in Tunisia, sinceramente. Aspetta, il problema poi qua del pilota automatico che non si visualizzano più i numeri, cioè sì, proprio cioè, il di tutto, veramente. Cioè, io me l'ho sempre Flight Simulator e tutto quanto, però che sboccio. Potevano magari evitare. Ma qua in realtà neanche c'è la lucetta? Ah, bene. No, mi fa piacere, mi fa piacere. Cioè, è attivato e si vede anche dei diamantini, però non c'è la luce. Va bene. Va bene. Comunque, raga, ho preso anche Crysis, che volevo fare un video, ma è ottimizzato come la merda.
Carthage Tower C'è vento, signori, c'è vento, c'è vento, c'è vento. ILS, X-ray runway ONE approach. Sun 1123, Carthage Tower. Cleared ILS, X-ray runway ONE approach. Altimeter 29.80 and 279er. Lui continua a virare. Cleared ILS, X-ray runway ONE. Ma sono solo donne, cioè, ma io dico, ma siamo stati da soli uomini e sole donne, ma una via di mezzo, no? Grazie. Grazie, caro, grazie. Dai che ormai, insomma, abbiamo circumnavigato Tunisi. Ce la faremo a portare a casa il risultato? Ci riusciremo? Chi lo sa? Chi lo sa? Adesso una volta che arriviamo a Roville possiamo anche tentare l'approach e rimettiamo carrelli e quant'altro. Cioè veramente la parabolica di mondo ci siamo sparati. Oppure il, non so, Daytona. Oddio, scusate. Dai che ragazzi, tra un mesetto sono in casa nuova, ragazzi, non vedo l'ora. Anche per quello se carico un po' meno è perché comunque ci sono degli impegni improrogabili. Dai vecchio, su. Portaci a casa il risultato, come. Bisogna capire se dopo il 29 posso ripartire dal gate. Perché proprio si spegne il motore 1 e non riaccende più, neanche con la più accesa. Proprio il disastrum, dei disastrum, signori, dei disastrum. E tutto questo per un cazzo di aggiornamento. Adesso vogliono fare l'aggiornamento del Giappone, non ho capito cosa. Ma concentriamo, adesso la grafica è già al top, intanto concentriamoci un po' sul gameplay o nel o al massimo nella strumentazione degli aerei, visto che è il problema maggiore in questo momento. Ok, qua c'è la pista. C'è vento però si sente, Ammazza se si sente. Ok. Perfetto. Tra poco andiamo di approach nella speranza che si accenda almeno quella cazzolina di luce, grazie. Ok, almeno l'approach lock, ok, perfetto. Almeno quello si accende. Siamo già belli avvicinati, ora possiamo anche buono. Cominciamo a diminuire la velocità. Non mi aspettavo sto ventazzo però, Mamma. Ok, ma non mi sembra che sia molto allineato però. Niente, guarda, sono problemi, cazzolina. Non lo vedo molto allineato però il nostro caro amico, No, ma bello così, proprio me lo sto godendo a cannone. Cioè, capite perché ti girano i maroni? Ti prego, vira, niente da fare.
Ma proprio vedi, è completamente storto, cioè capite? Beh, faremo un manuale. Non capisco sinceramente. Lui scende anche, ma storto. Sì, ok. E girati, mignottone. Guarda, si spegne questo. Cioè, capite ragazzi che è impossibile. Impossibile fare i voli così. Cerchiamo di finire questo. E forse si sta anche... No, non sta... E niente, non vira, non vira. Che due balls però. Adesso capite perché non posso registrare fly in sto momento. Per i cazzi suoi. Poi c'è la pista vecchio, è un po' più a destra. Vabbè, cerchiamo di prenderlo all'ultimo, però. Non è un po' più sua madre. Credo che ci possiamo fare una bella foto. Quello sì. Speriamo di non morire male. Boh. Ma si sta allineando, ragazzi. È il vento, non sono i bug, è il vento, è solo il vento, only vent. Si è un po' allineato. Va bene. 500. Adesso è allineato, ragazzi. Non siamo perfettamente allineati. Vabbè, come viene viene, ragazzi, devo finirlo sto video per sciolti i coglioni. Ma perché non mi va? No, vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Disastro. E vabbè. Dovete aver pazienza, ragazzi, non è colpa mia. O quantomeno non è solo colpa mia. Ho fatto fatica perfino ad atterrare. Cioè, capisco il vento, però non è possibile che proprio ne sterzava, ne virava, né si spostava, nulla di nulla. Vabbè, siamo arrivati, ma... Siamo arrivati. Adesso è chiaro che aspettiamo ovviamente la patch per continuare, perché troppi bug, assolutamente, troppi bug. Oh madonna. Taxiing to gate 22 using taxiway cross runway 29er Alpha cross runway 1 Charlie Stai Tom buono. 123. Ok, siamo arrivati. Però, come potete vedere, difficoltà. Ok,
Ok, qua possiamo anche togliere. Buono, buono, buono. È buono un cazzo, però buono. Quindi 29, preparatevi per la patch correttiva dell'Airbus A320. Hanno promesso di sistemare la parte del motore che si spegne e il fatto che vaneggi i pannelli, il pilota automatico e quant'altro. Sull'avvicinamento, boh, a questo punto non lo so, cioè, boh, io sinceramente non l'ho visto molto normale. Dopo si è corretto all'ultimo. O il vento era veramente così forte da creare problemi. Può essere, non dico di no, perché non è che sono l'esperto in materia, che so tutto, anzi. Però insomma, abbastanza curioso. E più che altro il problema è che non riuscivo proprio ad atterrare, cioè non riuscivo il mio joystick proprio non riusciva a muoversi da nessuna parte, cosa che secondo me non è molto normale, però. Tanto siamo arrivati. Qua c'è uno United, così, un po' a caso. United qua la vedo un po' dura. Vai, sterzatona obesa. Perfetto. E abbiamo finito sto volo. Adesso, ripeto, pausa comediana in attesa della patch. Non avevo neanche i nostri ometti, purtroppo. Ciao. Va bene. Va bene. Allora. Servizi a terra. Mettiamo. No, no, è già connesso. No. Ma no, ma no. Ma no, che credo. Era già attaccato. Sai che è accorto? Vediamo se i bagagli ci sono dopo 5 giorni di volo. Stanno arrivando. Aspetta ragazzi, dovete avere un po' di pazienza. Chi come me al simulatore tante cose da sistemare. Sicuramente il VFR va meglio, però per chi come noi o come me in sto caso ama gli FR è un po' un casino. Siamo arrivati. Lo United, così. Famosissima la United, tutte 1000 aerei della United a Tunisi. Buono raga, saluto il comandone veneziano, siamo arrivati dopo 32 anni, 2 mesi e 15 giorni e qualche secondo. E niente, prossima tappa non me la ricordo neanche più, forse Tunisi, Gerusalemme. E niente, speriamo di avere insomma di nuovo il simulatore decente con insomma senza i bug purtroppo che ci sono un po' generali in questo momento. Raga, alla prossima, ciao!